velocemente tratteggiare un po' l'ambiente, la situazione, sempre dal punto di vista politico e sociale, in cui si è formato, sempre dal punto di vista politico, un po' anche professionale, l'avvocato Ramanzini, ecco, nato a Treviso all'inizio del secolo 903, e il padre era un professionista laureato in agraria che gestiva una azienda agricola nelle parti di Cairano San Marco, cioè nel Monte Bellunese, che a quel tempo era una zona particolare dal punto di vista politico. Praticamente era molto politicizzata, era rappresentato in Parlamento dal deputato Bertolini, che aveva una certa importanza, che fu influenzato un po' dal clima Ramanzini. Egli si sentiva attratto dai giovani repubblicani come Guido Bergamo. Aveva nel 13 aveva 21 anni, Guido Bergamo, giovanissimo, perché appunto prospettavano un cambiamento radicale della società. In famiglia, dice, il papà apprezzava molto Albertini, direttore del Corriere della Sera, no? Anche egli un liberale, diciamo così, moderatamente progressista, ecco, comunque dal punto di vista intellettuale di una onestà unica. Questo è l'ambiente in cui di cui si nutre, diciamo così, il giovanissimo Leopoldo, perché dice proprio, pur non partecipando attivamente, ero attratto, seguivo, e ricorda che seguì da liceale anche proprio la campagna elettorale del 19 di Guido Bergamo, e fu colpito anche, era già, diciamo, studente universitario, dall'assalto alla riscossa del luglio del 21 perpetrato dai fascisti, 1500 fascisti che occupano militarmente la città, no? Ecco, durante gli studi universitari ricorda che partecipò a una manifestazione antifascista all'Università di Pavia, dove tra l'altro studiava Ezio Vanoni, no? Manifestazione tesa a impedire l'occupazione dell'università da parte dei primi gruppi universitari fascisti. Non partecipava direttamente alla vita politica, però la sua tendenza era naturalmente, quasi istintivamente antifascista. Poco dopo, quando si laureò nel 26 mi pare, e l'anno dopo entrò nello studio dell'avvocato Gino Caccianiga. Gino Caccianiga, anche egli già deputato nel 21 e nel 24, ma poi fu nominato senatore nel 29, infatti è conosciuto più che altro come senatore Caccianiga. Dice Ramanzini che è debitore a questo signore liberale, di borghesia, diciamo colta, del fatto che era un uomo concreto, abituato a attuare progetti concretamente. Dice, ero vicino agli ambienti repubblicani alla Bergamo, ma anche dopo da universitario agli ambienti della democrazia amendoliana di Giovanni Amendola, che tra l'altro in quel periodo aveva un evento come esponente un personaggio molto importante che era Silvio Trentini, una figura importante. Silvio Trentini era stato eletto deputato per Democrazia Sociale nel 19, poi in Parlamento si era iscritto al gruppo amendoliano, no? È importante questo personaggio per il carattere che diede proprio al suo impegno politico. Nel 25 professore universitario,
abbandona la cattedra, va in esilio in Francia e abbandona la cattedra perché non vuole giurare fedeltà al regime. Fino al 38 io ho collocato in questa data l'impegno politico di Ramanzini, quando conosce un certo Antonio Giuriolo, che diventerà una figura importante. Antonio Giuriolo è detto il professore senza cattedra, perché in effetti non sottostando alle direttive del regime non poteva insegnare. Bene, oltre a Giuriolo conosce anche Bruno Visentini, lo conosceva da prima. Bruno Visentini tra l'altro era genero di Cacciarini, che aveva sposato la figlia Ernesta, chiamata Netti, e conosceva anche la storia della famiglia Visentini. Gustavo Visentini, avvocato, nel 26 aveva visto distrutto il suo ufficio di legale dei fascisti. Ecco, Bruno Visentini che era già antifascista. Il giovane Visentini nel 1935, mi pare, favorì la fuga, l'espatrio di Emilio Sereni, che uscito di galera si aspettava di essere mandato ai confini. Ecco, da Roma fu Visentini che lo portò fino al confine con la Svizzera. L'antifascismo, che prima era istintivo ma generico, si fa in questo momento, mi azzardo a dare un giudizio proprio un po' importante, diventa un antifascismo militante, coerente, costante, coraggioso, e stringerà amicizia anche con Opoker, il professor Opoker, altro personaggio importantissimo dal punto di vista della resistenza, no? Tutti conoscono Opoker, diventerà anche rettore dell'Università di Padova. Diciamo che in questi anni, io dico 38, 39, ma anche 40, 41, tramite per esempio Visentini, entra in contatto con personaggi più importanti, per esempio la Malfa a Roma. La Malfa era a quel tempo dirigente dell'ufficio studi della banca commerciale, con Federico Comandini. Ugo La Malfa. Ugo La Malfa. Non Giorgio. Sì. Scusa, Certo. Con Federico Comandini e con altri. Ecco, Federico Comandini, anche quello è un personaggio importante. Federico Comandini è un personaggio che ha una tradizione alle spalle risorgimentale. Il papà è stato deputato repubblicano, il zio è stato uno dei difensori della Repubblica Romana nel 49. Ecco, a casa di Comandini, il 4 luglio del 42, viene fondato il Partito d'Azione, in piena guerra. Il Partito d'Azione, c'erano appunto la Malfa Ugo, Visentini naturalmente, tra gli altri Volterra, tutti personaggi che appartengono appunto a un certo ceto sociale, la borghesia colta. A metà ottobre, sempre del 42, nello studio dell'avvocato Ramanzini viene fondato, diciamo così, il Partito d'Azione Veneto. Così dice, c'erano presenti 15 persone, una quindicina di persone, sono riuscito a individuarle tutte. Oltre la Malfa Ugo, Sergio Fenaltea e Bruno Visentini, che rappresentavano un po' il Partito d'Azione a livello nazionale, abbiamo Norberto Bobbio che insegnava filosofia
del diritto a Padova, in rappresentanza di Padova. Walter Dolcino, che ho trovato poche notizie su questo signore, sempre da Padova. Luigi Cosattini, da Udine, Antonio Giuriolo, Giovanni Martignò, Agostino Zanoni del Bo, altro professore, per Venezia, Flavio Dalle Mule, Enrico Hoppocher, il notaio Elio Gallina e Antonio Schiavò, oltre a Romolo Pellizzari, che era di Montebelluna. Mancava solo Verona e anche Rovigo. Questo gruppo si dà da fare l'attività cospirativa. Per esempio, comincia a distribuire la stampa clandestina. Sono azionisti, distribuiscono la stampa clandestina del Partito Azione. Italia Libera, il primo numero del gennaio del 43, e viene distribuito a Treviso, ma anche a Udine. A Udine è in contatto, soprattutto l'avvocato Ramanzini, con Fermo Solari, un altro personaggio di grande importanza, combattente, partigiano, ferito, catturato dai fascisti, portato all'ospedale di Guarda, liberato dai partigiani. Forse pochi sanno che Fermo Solari sostituì nel 1944 fino all'aprile 45, cioè dal novembre del 1944 all'aprile 45, addirittura Ferruccio Parri che era stato catturato. L'attività cospirativa si fa sempre più intensa. Quando i tedeschi, gli anglo-americani sbarcano in Sicilia, siamo 9-10 luglio del 43, i cospiratori del Partito d'Azione si azzardano a scrivere anche un manifesto per informare la popolazione, perché le agenzie ufficiali non dissero mai niente. Fu composto e stampato da Ramanzini, da Hoppocher e da un altro personaggio abbastanza importante, Angelo Effica. E ancora, caduto Mussolini, nella notte 25 luglio, nella notte stessa, a casa di Leopoldo Ramanzini c'è la prima riunione interpartitica. Partecipano rappresentanti della DC, l'avvocato Ruggero Lombardi, il Monsignor Pasin, tra l'altro, naturalmente Hoppocher, e un certo professor Vittorio Maddalena, Mario Pravedello, comunista, con Carlo Geromelli, saranno anche questi personaggi importanti per il PC, e l'avvocato Benedetti. Non ho trovato tante notizie per il Partito Liberale. L'argomento della discussione era evidentemente che cosa fare dopo il colpo di Stato. L'argomento era come finire la guerra, come ristabilire le libertà democratiche. Ecco, il 5 settembre torna, come dicevo, da Parigi, dalla Francia, da Tolosa, Silvio Trentin, il quale, tra l'altro, aveva già avuto esperienza in Francia di lotta partigiana, perché in Francia i Macri avevano cominciato la guerra contro i tedeschi. Ed è un personaggio importante. È lo stesso Ramanzini che il giorno dopo, il 6, va a trovarlo, e verso la fine di settembre lo porta addirittura a Padova, dove prende contatto con Egidio Meneghetti, facoltà di farmacologia, con Concetto Marchesi, che era diventato rettore e che poco dopo farà quel famoso discorso rivolto agli studenti che insomma tutti conosciamo. Ecco,
e in quella sede si verrà a delineare, a bozzare quello che dopo sarà il comando, il centro direttivo dell'attività dei partigiani, no? Il Comitato Regionale Veneto di Liberazione. Poi l'8 settembre dà notizia dell'annuncio dell'armistizio l'onorevole Italico Corradino Cappellotto, vecchio onorevole, no. Mentre in casa Ramazzini c'è una riunione interpartitica, no, dei vari partiti, e in quell'occasione si decide di andare dal generale Coturri, no, per chiedere di schierare i soldati, insomma, di non disperdere la truppa, di opporre resistenza. Si sa già che i tedeschi non accettano l'uscita dalla guerra degli italiani, probabilmente si occuperanno l'Italia. Ecco, il 9 settembre, il giorno dopo, Lombardi, Ramazzini e Trentini si recano da Coturri, che gli riceve non nello studio ma a piedi le scale, e naturalmente risponde e che. Il giorno dopo ritenterà ancora Lombardi, Trentini prenderà contatti con altri generali, tra cui il generale Masi, ma se non si fa niente, prende contatti anche con Guido Bergamo a Montebelluna, no? Il quale addirittura dice: dovremmo fare una legione italiana, dare incontro agli alleati, ma ancora l'idea di combattere una guerra classica, mentre l'orientamento del Partito d'Azione e degli altri è di organizzare appunto le bande partigiane, come dopo avverrà. Sì, sarebbero tante cose da dire. Voglio solo soffermarmi un po' sul primo arresto di Ramazzini, tra il novembre e il dicembre del 1943, un mese circa resta in prigione, naturalmente sospettato di attività antifascista. È abbastanza importante questo fatto perché in prigione qua a Treviso conosce il successore come capo di polizia della polizia di Carmine Senise, cioè Clerici, no, il quale morirà nel gennaio 1944 in prigione. Sono state fatte tante ipotesi, qualcuno lo trovate anche su internet o anche sul libro di Giorgio Bocca, che sia stato ucciso da una pallottola, dilaniato da una bomba a mano messa sul braciere. In realtà, questo lo conferma appunto Leopoldo Ramazzini, e lo conferma l'autopsia fatta poi dal professor Ennio Bortoluzzi, anatomopatologo di Treviso, e lo conferma anche la moglie di Leopoldo Ramazzini, che in qualità di chimica, laureata in chimica e in farmacia, lavorando all'ufficio igiene, ebbe modo di fare delle analisi che confermarono che non era stato avvelenato, e il professor Bortolozzi individuò la causa della morte in una sola scheggia che trapassò il cuore, e così insomma non fu assassinato. Qualcuno dice voleva procurarsi una ferita lieve per essere trasportato in ospedale, dove le sue conoscenze tra fascisti l'avrebbero fatto fuggire. Ci sono tanti episodi raccontati anche. Fu arrestato una seconda volta, questa volta dalle SS, portato a Venezia. Le SS non si accorsero però di chi avevano di fronte e quindi lo lasciarono andare. Si trasferì da Venezia a Padova, poi a Milano. No, con prontezza di spirito si salvò da un posto di blocco, era senza documenti, fu fermato dai fascisti, no, i quali riconobbero nello stesso mezzo in cui viaggiava
Leopoldo Ramanzini, un illustre personaggio, il quale fu omaggiato, ossequiato. Quando passò Ramanzini, e lei fa: io sono il segretario del Signore. Dai, e veniamo al 28 luglio. Il Comitato di Liberazione Provinciale dà l'ordine di occupare la città. Il Comitato di Liberazione Provinciale aveva già predisposto tutto, e questa è la brevigenza che hanno fatto tutto. E difatti da Ponzano, c'è anche una targa che ricorda l'evento, il Comitato provinciale si trasferisce, prende possesso il 29 mattina. La prefettura è occupata da partigiani, tra i quali, tra la scorta, c'era il professor Teodolfo Tessari, che sarà amico e compagno di lotta, e occupano la prefettura, e è nominato primo prefetto della Liberazione. Rimarrà prefetto della Liberazione fino al